Bene Tore, insomma, benvenuto a questa prima puntata di Torres Legends. Siamo qui nella tua Sorso. Cosa ha rappresentato per te a livello umano e calcistico? Ma Sorso ha rappresentato tantissimo. Io sono cresciuto nei giovanili del Sorso, ho fatto le giovanili nella vecchia Serie C con tantissimi grandi talenti di Sorso che hanno spiccato il volo come Griffini, Langella e tanti altri. Sorso per me è stata la mia vita, sto sempre a Sorso e qua sono cresciuto, è proprio il paese del calcio. E poi arriva la Torres. Che dire, la Torres è la vita mia, rappresenta tutto per me. È sempre stato un qualcosa di importante, ma sin da piccolo è stata sempre la mia passione. Per raccontarti un aneddoto, giocò Sorso Torres, portarci da Sergio Pinna. Io seduto sulle gradinate dopo che avevamo giocato al campetto con i miei compagni, no, tutto sporco, e c'era questa partita, un amichevole tra Sorso e Torres. I miei compagni gli ho detto: un giorno io diventerò capitano e portiere la Torres. In sorsese mi hanno detto: finila Dore. E ho detto vabbè, e quel sogno si è avverato in una maniera incredibile. A proposito poi insomma di sogni, tu hai vissuto momenti bellissimi della storia della Torres, sei una leggenda di questa società. Qual è il momento più bello? Penso che il momento più bello sia quando abbiamo vinto il campionato a Mestre. Lì è stato qualcosa di incredibile. La Serie C mancava da tanti anni, la C1 mancava da tantissimi anni, penso da 20 anni alla Torres, è stato qualcosa di glorioso. E dopo, se posso raccontare, un altro momento importante è stato quando sono arrivato, il primo periodo sono arrivato a Sassari. Non stavo andando bene perché arrivavo dalla Serie D, dal mio grande Castelsardo, e le prime partite è successo qualcosa di incredibile. Ho fatto gol da porta a porta, eravamo sull'1-1 di Pesaro Torres, e al 93esimo ho fatto il gol del 2-1. E questo è un altro piccolo aneddoto che mi ha legato sempre di più a questi gloriosi colori. E poi Tore un nuovo ruolo, perché sei passato dal campo ad essere il preparatore portieri della Torres, insieme a tanti tuoi ex compagni fai parte dello staff, come Alessandro Frau, come Pierpaolo Garau, come Udassi, ovviamente nel ruolo di presidente. Cosa si prova, che differenze ci sono con la tua personalità e con quello per cui rappresenti appunto per questa società? Ti cambia totalmente tutto, perché fare il preparatore passi dall'altra parte, diventi allenatore, diventi quello che dà i consigli, diventi quello che allena, diventi quello che deve essere premuroso, diventi quello che deve essere riflessivo. È un ruolo delicato, un ruolo importante, e ci sto mettendo tutto me stesso. Ho preso ultimamente, i patentini mi servivano, ne manca solo uno, che è quello, un altro patentino importante. E dopo sto viaggiando insieme ai miei ex compagni di squadra. Ho un collaboratore che si chiama Pierpaolo Garau, che è una persona squisita, eccezionale, preparata, che in due stiamo facendo un lavoro meraviglioso. E dopo c'ho Alessandro Frau, che è il mio compare di 1000 battaglie. Abbiamo visto la Torres su tutti i fronti e lui, da vederla al buio a vederla splendere come oggi. Questo grazie sempre a una splendida società come gli Abinsula, che stanno facendo qualcosa di incredibile. E dopo, per ultimo, lascio Stefano Dassi, che è il nostro presidente, ex nostro compagno di squadra, e siamo orgogliosi che lui rivesta questo ruolo e anche che sta facendo bene anche in federazione, che è diventato consigliere federale. Questa è una cosa importante anche per la Torres. E non in ultimo lasciamo la nostra gente, Sassari, la curva nord, che sono speciali, gente che non ci lascia mai soli, gente che ci sta vicino, e auspichiamo veramente di farli felici e di rendergli onore e regalargli un sogno che tutti sappiamo qual è, ma non lo diciamo. Bene, direi che ci salutiamo così, che è il modo migliore. Grazie Tore, Grazie grazie Filippo. mille.